Benvenutos a todos. Se che può mandare innanzi tre ballo del suo sesto congresso del progetto Repubblica. E in questa tua diesa usa mandare innanzi tre ballo che probabilmente ha dovuto rinviare per questioni che conosco tutti. Questi ultimi 2 anni sono un pacchetto difficile per me da motivo. Su primo sicuro è scusso che importa da questa situazione sanitaria, perché i limiti che ostento in questo tempo di operare a livello sociale, non solo politico, ma in tutti gli ambiti. E questo limite si fa, si fa fatto. Non sarà più solo che danno. In questo tempo potevo narrare che se prima solo attività sociale, altre cose da andare innanzi, e le cose che vanno andare innanzi, me da volta si volenti ne uso in alternativa o in sostituzione addirittura a tutto questo che è ne uso attività umana di relazione, può andare in italiano. Un danno umano, un danno e poi già è difficile in tempo di oggi a mandare innanzi un'organizzazione politica di qualsiasi tipo, non è relativa solamente all'indipendentismo. A fare politica oggi è sempre più complicato, è sempre più difficile e questo è poi causa sa punti meda, specialmente già da input in primis a sapatia diffusa che ormai impera in tutto i spiccios della società, sul disimpegno è al massimo livello, non si può negare questo. Però non si poteva manco arrendere a questa condizione, assolutamente, non si poteva arrendere e è necessario, come prudente, a mandare innanzi la nostra organizzazione politica nostra. Non so se sono partito, se sono organizzato in questo schema che si appartiene ormai da più di anni e se usano innanzi con difficoltà di settimana ma allo stesso tempo su che sono sempre, non sono mai mollato, sono sempre andato innanzi. Già ho fatto sul segretario prima e sul presidente in quest'ultimo tempo e devo dare grazie soprattutto a scompagno del partito poi su aiuto che mangiavo, perché sono stati veramente da ammirare e poi l'impegno che hanno avuto in mezza volta se già il caso della provincia sono paghetto la sausa solo e hanno mandato innanzi il treballo del suo partito in tutto questo mese ed è difficile. Oggi ringraziare tutte le persone che punti o in noghe a si fare visita, a si giare su saluto e soro e a scambiare battere fuori con noi, battere considerazioni politica. Questo è un momento a posti da me da mese che è venendo fuori, se non ne come di poco tempo di questo triolo del coronavirus e forse se questa è, che non sbaglio, la prima occasione dal vivo a posti da mese che teneu si può fare dare dottorari. Ho lì a ringraziare i schifontenioso, ma fine a chi ne ci ha mandato un messaggio via mail o via WhatsApp, insomma, e che ci ha fatto scrivere in un modo che ha preso a Cantanostu e oggi a dare grazie. Un messaggio che si è stato dato è dell'associazione Sardegna Palestina e ho lì a si leggere, visto che si sta mandando questo messaggio. Torniamo grazie ai compagni del Progress per essere invitato al suo sesto congresso nazionale del suo partito Cosissoro. A dell'umano questa volta non potevo piegare parte a questa giornata di importo umano poi sul panorama politico sardo. Aumentammo sulla presenza del militante del Progress, progetto Repubblica di Sardegna, ai eventi Cosa Nostra, fins del suo segretario nazionale Adriano Salai al suo ultimo webinar organizzato da Sardegna Palestina.
e a tutto in manifestada pro autodeterminazione del suo popolo. Una lotta comparsita tra sardos e palestinesi. Buona sorte a esibire chizzi da parte di Sardegna e Palestina. Andro funendo che questo è un momento a posti di metà mese di casi biuso. È una riflessione, una da fare poi su questi 15 romani che tengo, veramente su primo pensamento che viene da conca. Este su fatto deve essere sul tempo venidore, nel suo futuro. Non dico, a me mi pare che chi sta a fare c'è per un colore di questo futuro, non è un colore definibile facilmente. Non sono pessimista, sto dicendo, ma questo è un colore incerto, questo è. Sinceramente non si dà faccia a comprendere che ha da essere bene o male sul futuro nostro. È un momento che la società è un po' disaggregata e le precisità politiche sono un po' liquide. O è stemma sono trattati a livello temporale in maniera un po' liquida, no? L'agenda politica neusu de stemma non da decidere un noso, non si decide assolutamente noso, non si propone temas dos analizzados a livello sociale, con social network eccetera, però mi pare che questa cadenza purtroppo non da dettato su noso a livello di organizzazioni sociali, politiche, ma esiste un registro bruso in arto che si determina da che le fonti stemma si deve mandare innanzi. E mi pare da me che a metà volta se questo stemma si punti finché fuorviante, non cliccano da indirizzare gli interessi reali del suo popolo, ma anche con un modo si clicca da un'alternativa, una questione da guardare che può essere secondaria in altro momento, insomma come è talmente martellante questa informazione e si influenza che questo strumento di comunicazione tenente che qualcuno modo si dà fare ad indirizzare. Ecco, questo è un problema a mano. Noi invece di pompiare prima questa direzione, lo fai discutere. Però mi rendo conto che a me da porta non questo è su seguito da parte, specialmente della gioventù. Mi pare che ha dato troppo distrazione, troppo differenza, troppo offerta a livello di stimolo culturale. Questo si può battere danno. Non so se deve più fare, però, che adesso penso sono un propositivo, a entrare in quest'onda, si deve fare navigare in questo mare magnum di informazione e mandare innanzi cose che reputa un noso, dispersità per questa terra. È un compito umano, è un compito difficile, specialmente che sul disimpegno che ponendo a commento non si ha questa possibilità di ballare come ti io sapere. In questo congresso penso che un tema che ha da venire valutato, forse un tema trasversale, su mood dell'ingresso, che ha da dominare questo straballo ad essere più russo, ovvero a offrire non so puro una certa offerta culturale di interesse, di proposta, posso tempo benidore. E sicuramente a tornare a dire che alle punti forma di aggregazione politica questo è un obiettivo. Probabilmente si deve aggiornare a livello organizzativo di proposta come mondo politico indipendentista. Questo è uno dei auguri o degli obiettivi che tenevo. Come oggi vorrei ringraziare a chi ne è venuto e
voglio fare subito un ringraziamento mano a una persona che penso sia condiviso da tutto, assolutamente da tutto il partito nostro, questo a ringraziare a Nicola Meloni, perché in questo anno ha traballato bene, ha traballato meda, ha traballato in silenzio, ha traballato a pallas, ha prodotto il suo partito e si dà fatta a si tenere tutto parisi, a si galvanizzare e a si mandare innanzi in tutti i momenti. Perciò grazie da parte mia e da parte di tutti. E passo sulla parola al suo segretario Adriano e buon lavoro a tutti quanti.